Acqua è vita, è lavoro, è storia. In prossimità di Vittorio Veneto, una gorgogliante e cristallina pozza dei riflessi turchesi dà vita al fiume Meschio. Sono acque che vengono alla luce dalle viscere del Col Visentin e con gran chiasso si tuffano tra le case dei borghi sottostanti. È acqua giovane, energica, purissima. L'uomo l'ha da sempre rispettata e adoperata. È il motore che nei secoli ha spinto le ruote dei mulini e azionato i magli, facendo nascere nelle botteghe di Serravalle e Ceneda la tradizione delle armi bianche. Ma non è stata solo forza motrice. Ha dissetato città e campagne lungo tutto il suo tragitto. Il Meschio è stato utilizzato con sapienza dai residenti, ricavandone una miriade di derivazioni, chiamate quasi affettuosamente meschette. Nell'Ottocento le fucine e i mulini acquisiscono aspetto di industria e il Meschio diventa fonte di benessere per l'intera comunità. La storia del Novecento parla di elettricità. L'acqua non porta solo la luce, ma fa lavorare le macchine delle attività tessili, lava la lana, viene impiegata nelle filande, nelle cartiere, nei cementifici. Le testimonianze di questo mondo vetero-industriale sono ancora presenti. Percorrendo il Meschio, nell'attraversamento cittadino, si possono cogliere i segni di questa realtà produttiva. Una miriade di manufatti, di canalizzazioni, di paratoie di ogni epoca e modalità costruttiva, fin dentro l'elegante centro storico di Serravalle, dai signorini porticati. A valle di San Giacomo di Veglia il paesaggio acquisisce una connotazione più agreste ed il Meschio si snoda tra prati e campi. Le derivazioni per gli usi irrigui diventano prevalenti ed il verde intenso dei coltivi testimonia anche in questo caso l'importanza di queste acque. È un attimo, perché siamo già al capolinea. In prossimità di Sacile le cristalline acque del Meschio si uniscono e confondono con quelle del Livenza. Neanche 25 chilometri di tragitto per un fiume che caratterizza la storia, l'economia, il paesaggio di un intero territorio. Anche oggi il Meschio mantiene un interesse economico per scopi idroelettrici. C'è però un altro modo di fruire di questo fiume, un utilizzo in chiave turistica ricreativa, percorrendo il suo corso a piedi o lungo la comoda pista ciclabile, tra le testimonianze del passato e nella bellezza del paesaggio fluviale, accompagnati dal fruscio delle acque, le cristalline acque del Meschio.